acqua da tutte le parti, lo dice il Partito Democratico, che parla senza mezzi termini di macchina fuori controllo. Preoccupati e allibiti i consiglieri regionali del Partito Democratico sul fronte bilancio e finanziaria. Un bilancio che, dicono, fa acqua, un bilancio figlio della scorsa legislatura, quando il centrodestra ha scelto di privare la regione di alcune entrate, dalla tassa sui consorzi di bonifica per gli urbani sino all'addizionale IRPEF, facendo emergere vari buchi nelle gestioni di enti come Veneto Strade, ARPAV e i costi della sanità. Il tutto senza ridurre l'unica cosa da ridurre, gli sprechi. 90 milioni di euro che vengono spesi per spedire l'avviso cartaceo nell'era di internet degli sms telefonici, cartaceo per avvisare la gente, cosa non prevista dalla legge, che scade il bollo. Ora tutti noi abbiamo il bollo, tutti noi lo sappiamo pagare, se ci avvertono una volta va bene, ma che ci avvertino tutti gli anni per 8 anni a fila e si spendano 90 milioni di euro nostri, questo è un errore. Così come è un errore 17 milioni di euro che vengono buttati via per una transazione che si doveva fare, che non si è fatta con un tecnico e poi si è persa la causa, e così via, altri sprechi. Per non parlare di decine di enti, società, collegi, revisori dei conti che potrebbero essere unificati. Pensiamo alle 7 ATER. Ci sono 7 ATER, potrebbe essere un unico consiglio di amministrazione, teniamo pure i dipendenti dislocati nelle province, ma perché 7 consigli di amministrazione, 7 presidenti, 7 collegi revisori dei conti? Questo solo per mantenere un sistema di potere che si è creato in questi ultimi anni e che si vuole perpetuare. Senza contare che meno soldi in regione è uguale a meno soldi nei singoli comuni. È un momento di crisi dove sarebbe giusto, come dire, dare una mano al lavoro, alla crisi economica, al sociale ed altro. Il fatto che la regione tagli significa meno stanziamenti e trasferimenti al comune, meno progetti che si possono fare anche assieme, e soprattutto c'è un problema di metodo, non è stato concordato con i comuni i tagli al bilancio e quindi come intervenire. Non c'è un progetto comune, questo significa che si andranno a ridurre quelli sono i servizi alle persone in un momento difficile come questo. La città è già in fermento per l'arrivo di Vinitaly, che partirà domenica 25 marzo.